Nel contesto della riorganizzazione della rete ospedaliera dell'ASL 4, il trasferimento di alcuni reparti in atto in queste settimane rappresenta un primo mattoncino messo a dimora per la realizzazione del DEA di primo livello. A rilevarlo il presidente del Comitato Assistenza Malati Tigullio a margine dell'inaugurazione di un nuovo impianto telecomandato per il reparto di radiologia. Che abbiamo questa macchina, questa struttura e soprattutto i trasferimenti di otorino e di urologia, deve dire che sono i primi mattoni, i primi step, i primi passi per il raggiungimento completo del DEA, per completare l'ospedale di Lavagna, che è un DEA di primo livello. La richiesta è che il progetto in atto venga portato a compimento con tutti gli elementi necessari. Per il completamento dell'urologia nei prossimi giorni saranno trasferiti la cistoscopia e la colposcopia, quindi si procederà ai lavori di adeguamento strutturale per l'ampliamento del pronto soccorso. Queste le prime rassicurazioni del direttore generale dell'ASL, Bruna Rebagliati. Abbiamo fatto un percorso di riorganizzazione importante che ha mirato a dare un forte mandato a ciascuno dei nostri ospedali. Questo ci ha permesso non soltanto di concentrare all'interno dell'ospedale di Lavagna, sede del DEA di primo livello, tutte le specialità che devono essere presenti per norma al suo interno, ma soprattutto di permettere ai nostri professionisti, ma soprattutto assicurare ai nostri pazienti le migliori condizioni. Il piano regionale, e prima ancora il progetto stilato nel 2015 dal Comitato Assistenza Malati Tigullio, volge lo sguardo ai grandi bisogni del futuro, pazienti anziani e cronici, per i quali l'obiettivo è realizzare una sanità a chilometro zero. Dobbiamo ovviamente ottimizzare le nostre risorse, concentrare quindi qualità, personale adeguato in questi nostri ospedali, sui quali anche stiamo facendo degli importanti interventi di edilizia anche per metterli a norma. Quindi Sestri non è dimenticato? Ma assolutamente no, un luogo vicino a casa dove vengono date tutte le risposte a bisogni territoriali qualificati in reparti che si occupano di temi legati proprio ai derivanti dal territorio. Penso che sia stata una scelta strategica. Io, fossi un amministratore locale di quei territori, sarei molto contento.